Presidente Bardell, riparte CONI Veneto, una vetrina sullo sport del nostro territorio. Sì, per noi è importante queste 22 puntate perché vorremmo far dimostrare quanto vasto che è il sport nel nostro territorio. Comprende 47 federazioni, 15 discipline associate che fanno tutte attività e ci pongono al primo posto in Italia come movimento sportivo. Ecco, ci viene questo riconosciuto non da noi ma dall'Istat, che dice che ben 12.800 società e quasi 500.000 dirigenti, tecnici e atleti fanno dello sport veneto il primo movimento italiano. Non per vantarci, ma questo dipende da quello che si fa sul territorio, da quello che fanno le federazioni sul territorio, ma anche da quel lavoro impar certe volte che lo fanno i delegati, i fiduciari di ogni paese della nostra regione. Questo è lo scopo di portare all'attenzione. Molte volte vediamo in televisione grandi eventi, grandi manifestazioni, ma dietro a tutto questo cosa c'è? Un grande movimento sportivo. Ecco perché con queste 22 puntate, attraverso questa televisione che ci dà un'ampia ospitalità e vogliamo ringraziare, ci dà la possibilità di dare dei segnali positivi per lo sport.